Prima di tutto abbiamo il vicepresidente della Giunta regionale che è Sergio Bolsonello, il quale ha la delega alle attività produttive e all'agricoltura. Attività produttive tutte, perché arrivo subito ad un punto importante. Io vi dico le deleghe che loro acquisiranno: modificato il regolamento organizzativo, tenuto conto però che abbiamo dovuto fin da subito operare nell'ottica di rendere uniformi, omogenei le direzioni e il relativo modello organizzativo, riordinando un sistema che era un sistema, diciamo così, che io ho trovato eterogeneo e che quindi, diciamo così, ha comportato prima di tutto un riordino delle competenze, delle funzioni, delle materie e delle stesse deleghe. Naturalmente nell'ottica però di un contenimento della spesa e anche naturalmente di una razionalizzazione del sistema. Quindi stavo dicendo, Sergio Bolsonello è il vicepresidente della Giunta regionale, ha le deleghe alle attività produttive e agricoltura. Nelle attività produttive rientrano tutte quelle che erano state in precedenza separate, quindi rientra dentro il commercio, rientra dentro la cooperazione, tutta l'agricoltura, salvo le risorse forestali che vengono date ad un altro assessore. Quindi attività produttive ed agricoltura. Sergio Bolsonello lo conoscete, credo di poter dire che è noto a voi tutti, a noi tutti, già sindaco di Pordenone con una autorevole ed importante esperienza amministrativa e anche professionale. E devo dire che insomma acquisisce delle deleghe importanti dove abbiamo fatto un ragionamento, quello di mettere insieme tutto il sistema produttivo regionale, così come abbiamo del resto già visto fare in altre esperienze. Quindi assessore al bilancio, finanze, patrimonio, programmazione e politiche comunitarie, nonché ricerca, è il professor Francesco Peroni, già rettore dell'Università di Trieste, professore ordinario di procedura penale, consigliere superiore della Banca d'Italia, presidente del Teatro Rossetti di Trieste, sulle cui qualità mi limito a dire che sono particolarmente contenta che abbia accettato di far parte della squadra con un incredibile, veramente, diciamo così, senso del servizio che rende a questa regione. Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali, con delega alla protezione civile, l'avvocato Paolo Panontin. L'avvocato Paolo Panontin, già sindaco di Azzano Decimo, è un avvocato che ha insomma un'esperienza importante nel settore dell'amministrazione pubblica. Naturalmente, come sapete, fa parte del programma. Noi abbiamo assunto un impegno molto chiaro e nel primo anno di legislatura avvieremo la riforma istituzionale che prevede il riordino delle funzioni e delle competenze della Regione, il superamento delle province e l'aggregazione dei comuni. Quindi Paolo Panontin, autonomie locali, funzione pubblica, delega alla protezione civile. Poi, per quanto riguarda invece l'assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali nonché famiglia, la dottoressa Maria Sandra Telesca di Udine, attualmente direttore amministrativo presso l'azienda ospedaliera universitaria di Udine. Anche qui una profonda esperienza acquisita nel settore, peraltro sia nel settore universitario che nel settore ospedaliero, e con una esperienza anche di struttura complessa. Stiamo parlando della fusione della Policlinico Universitario con l'azienda ospedaliera di Udine, quindi persona di altissima professionalità e competenze, con gestione amministrativa e con conoscenza diretta però sia del sistema sanitario che delle politiche sociali. Quindi sono particolarmente contenta che abbia anche lei accettato in un momento davvero complicato, nel quale la gestione del sistema sanitario regionale prevede anche delle scelte fuori schema. Assessore alla cultura, sport e associazionismo Gianni Torrenti, imprenditore, già presidente della cooperativa Bonaventura Teatro Miela, che ha
un'esperienza anche lui straordinaria nel campo della cultura regionale, che tra l'altro ha partecipato attivamente anche in passato alla redazione della legislazione in materia culturale che ha anche la Regione Friuli Venezia Giulia. Assessore al lavoro, formazione, pari opportunità, istruzione e politiche giovanili, la professoressa Loredana Panariti di San Pier di Isonzo, già docente presso l'Università di Trieste, di storia del lavoro e storia dell'impresa, con un'esperienza anche nel campo appunto della formazione e del lavoro. Assessore all'ambiente, energia e risorse forestali, l'avvocato Sara Vito, già assessore provinciale a Gorizia al bilancio, alle finanze, al controllo di gestione, agli affari internazionali, quindi una persona che ha una profonda conoscenza del sistema amministrativo, ma che si è occupata anche di politiche ambientali, seguendo direttamente alcuni progetti strategici fatti anche dalla provincia di Gorizia. Da ultimo, per quanto riguarda gli assessori, il cui numero è quindi di 8, è l'assessore alla pianificazione territoriale, lavori pubblici e università, l'architetto Maria Grazia Santoro, già assessore alla pianificazione territoriale del Comune di Udine, urbanista, grande esperta nella pianificazione territoriale, autrice di alcuni piani regolatori importanti fatti in questa regione, e che ha, come dicevo, appunto una straordinaria competenza ed esperienza. Allora, come vedete, gli assessori sono 8, sono 4 donne e 4 uomini. Aggiungo la Presidente, la quale tiene per sé le deleghe alle relazioni internazionali, come avevo più volte detto durante la campagna elettorale. Tengo per me anche le infrastrutture, mobilità e trasporti e le politiche per la montagna.